Ciao a tutti, buon anno! Per la nostra prima escursione abbiamo deciso di fare la strada del genio. Siamo a Cismon Del Grappa, sì, esatto. Quindi in una frazioncina nella via Vannini, e subito dopo il santuario di Nostra Signora del Pedalcino, sulla sinistra, Sì. troviamo una strada chiusa dalla quale si diparte adesso alla strada del genio, che era una strada militare in origine. Dovrebbe essere un percorso poco frequentato, quindi adesso lo vediamo insieme. Sì, ci aggiorniamo, andiamo. Walking paths of ancient stones, mountains whisper ancient tones, feet on trails that time has marked, in Veneto, where journeys start. River flows beside the way, Genio guides us come what may. Through the fields where legends rest, with each step we are blessed. Oh Veneto, your spirit calls, echoes in the valley halls. From peak to plain we roam and roam, Strada del Genio leads us home. Wildflowers dance with the breeze, in the shade of olive trees. Cypress sentinels stand tall, watching over one and all. Sunset paints the sky in red, dreams of heroes long since dead. Every footstep tells a tale on Genio's winding trail. Oh Veneto, your spirit calls, echoes in the valley halls. From peak to plain we roam and roam, Strada del Genio leads us home. River flows beside the way, Genio guides us, come what may. Through the fields where legends rest, with each step we are blessed. Oh Veneto, your spirit Vedi il Cornale, che è la strada, diciamo, ciclabile che porta a Borgo Valsugana e poi a Trento. Che abbiamo già fatto Invece di qua, ecco qua, andiamo per Col del Gallo. sì, vediamo, sì, Col del Gallo. Tanto freddo per stamattina, Sì. diciamo che siamo proprio dentro su una vallata. Proviamo. Ed ecco qui che è indicata la cartina. Qui là si vede dei ricoveri anche, penso, della prima guerra mondiale, un po' franati giù. E c'è anche una scala che va su qui di ferro, interessante. Qua sono pieni di gallerie. A parte il freddo, ha un bellissimo percorso, vero? Sì, sì, sì. Largo, bello, panoramico, Non pericolosa. non pericoloso. Dai, E poco frequentato. quello che vogliamo noi, infatti. Siamo fatti così. Siamo fatti così. Questa È una forra. è un deposito dell'acqua.
Ah sì? Dove prendevo l'acqua, sì. L'acqua va giù. Sì, 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 beh, vedi anche del tipo di roccia, assolutamente sì. Ma guarda che bene che l'avevano fatta, Ma sai, questa gente tutti i massi, tutti arrotondati. vivevano, c'era una strada come noi facciamo adesso, le strade normali con la macchina. All'epoca Una volta erano avevano i queste. carri, i cavalli, era una strada da dovevo tenere bene. Qui è anche un posto in caso di pioggia ti puoi riparare. Allora, questa strada è stata costruita nel 1885 dagli italiani per collegare Fonzaso, dove avrete visto qualche altro nostro video, fino a Primolano, che però era territorio austriaco. Quindi gli italiani hanno assunto manodopera locale per costruire la strada. Cos'è successo? Che hanno assunto anche degli austriaci, tra cui si sono infiltrate spie austriache. Come sempre. Per cui gli austriaci sono arrivati con questa novità incredibile che erano le macchine fotografiche, hanno fotografato tutto il percorso e hanno visto tutte le installazioni militari della zona della fortezza Fonzaso-Cismon Ecco, e ci hanno fregato. vabbè dai, mettiamo un velo pietoso e In effetti questa strada è stata abbandonata all'inizio della prima guerra mondiale, probabilmente perché sapevano sì, che era stata cioè, mappata. va bene. Qui fanno vedere anche quello del Corlo, Sì. sulla diga come era penso una volta. Prima dell'inondazione. Sì. Quando è stata No, prima fatta- che hanno fatto i lavori, Quando è stata fatta la diga del Corno? Negli anni 50? penso di sì. Dopo guardiamo. Allora, quello che vedete è il campanile di Enego. Sì. Che la chiesa di Enego è stata costruita, questo lo dice Albano, che lo sa, perché è di quella zona lì, è stata costruita su un vecchio luogo dove si ritrovavano tutti i capi famiglia per prendere le decisioni Esatto. per il paese. Sì, Tutti i cimbri. tutti i cimbri. Sapete che l'altopiano di Asiago era abitato da popolazioni di origine germanica, sì. non abbiamo già parlato in altri video. Proprio così, Ma guarda che spettacolo di panorama. bellissimo. Guarda, da qui si vede anche il Monte Lisser. Ah, è quello dietro, no? Quello di dietro, il Monte Lisser e il Forte Lisser, dopo di dietro c'è. Dopo, se tu vai verso la destra è tutta Marcesina, che dopo Sono scendi... due, no? Marcesina e Sì, Marcesina. sì. E dopo scendi per Grigno e Strigno, insomma adesso non mi ricordo neanche più. Sì, sì. A parte zona l'altopiano di 7 comuni. Sì, bellissimo. Dopo proviamo a fare una dronata se riusciamo dall'alto. Ok, e qui arriviamo a un cartello dove c'è scritto San Vito Primulano e Cismon verso giù. Qui c'è un cartello che c'è scritto 10. Noi dobbiamo andare per San Vito, credo. Non vorrei sbagliarmi, ma adesso controlli. Sì, dai, guarda che bella scalinata. Sì, è molto bella. Bella, Dio santo. No, lo sa meglio che vostra foglia, no. Vabbè, dai. No. Allora, siamo arrivati a un cartello con un bivio per San Vito, con una bellissima scalinata in pietra che stavamo per prendere, ma Sì. controllando il percorso in realtà bisogna seguire la strada. La strada. Quindi non andate a sinistra per San Vito, continuate a seguire il percorso. Esatto. Abbiamo un altro cartello. Questa volta invece stanno parlando della stratigrafia dal punto di vista mineralogico. Ci sono 3 tipi di rocce, quelle grigie sono rocce di tipo sedimentario Sì. che si sono formate tra i 150 e i 200 milioni di anni fa. Poi c'è la parte rossa che invece sono appunto sempre rocce sedimentarie ma formate nel Giurassico intorno a 150 milioni di anni fa, e poi abbiamo il cosiddetto biancone, Il che poi biancone. è quello famoso, il biancone Sì. di Asiago, no? Certo. Molto bello. Come il rosa di Asiago, anche molto
che è il più recente di tutti, si è formato tra i 90 e i 135 milioni di anni fa. È una roccia calcarea praticamente pura, per quello è così bello, bianco. Esatto. No? Lo usiamo a casa. Andiamo? Sì. Dai. Siamo arrivati ad una cisterna per il recupero dell'acqua. Questa è una zona, diciamo l'ultima propaggine delle montagne simili al lago Rai, dove... Che bello! Bisogna stare attenti. Guarda! L'acqua! C'è ancora proprio l'acqua! Guarda, e guarda che pulito che bella! è! Guarda! Che splendore! Le questo... popolazioni venete hanno sempre recuperato l'acqua in questa maniera, sì. in questa zona, anche sull'altopiano di Asiago, perché ci sono da un lato rocce impermeabili e dall'altro carsiche, esatto, quindi proprio così. Quindi nei punti in cui le rocce sono carsiche va giù sì. l'acqua e non hai... Questo è con un recupero dell'acqua, sì. favoloso, favoloso, meraviglia, eh? Se avessimo coraggio prenderemo l'acqua da lì. Sì, ma di non essere sufficientemente... qui fanno vedere anche il Forte Lisse, che bella foto. Che è quello che si vede, che abbiamo fatto vedere. Sì, abbiamo fatto vedere prima, sì. che sarebbe dall'altra parte della montagna, dove c'è Enego. Allora, la prima linea era di là. Esatto, la e prima le linea. fortificazioni invece di questa parte qua dovevano servire come seconda linea in caso di ritirata. Esatto. Che poi il Forte Lisse è stato... no. Che era nominato Forte Leone. Ah sì? Eh sì, è Forte Leone, perché era bianco, cioè era tutto bianco, fatto di roccia bianca, e era nominato Forte Leone. Che poi mi sembra che non abbia anche mai sparato. Perché la guerra si è messa tutta dall'altra parte, verso Asiago, e quindi non hanno fatto e quindi nulla sì. Sì, comunque qui siamo nelle retrovie, diciamo. Retrovie, esatto. Perché sotto qua c'è Primolano, Esatto. quindi era già Austria. Sì. Ok. C'è qualcuno che ha mangiato mandarini. Sì o no? Qui adesso siamo arrivati fuori, e qui strada del Genio, del Corlo. Ecco, di qua noi dobbiamo andare a destra. A destra. Sì. Su per di qua o per di qua? Sulla strada. Per Incino. Per Incino, sì. E che Non so se si vede tutti gli appezzamenti che una volta erano coltivati, magari un po' di vigneto o frutteti. Guarda che bene che erano lavorati. Vedi che ci sono ancora le piante messe a intervalli Sì, regolari. è vero. Madonna, tutte esposte al sole, guarda che capolavoro. Bravi. Quantità di lavoro Sì. che serviva. Praticamente adesso stiamo facendo una mulettiera e cioè non abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un percorso alternativo. Praticamente dove che siamo arrivati sopra prima, che c'era l'asfalto, si doveva andare tutto a destra, praticamente verso il paese. Allora, Incino si chiama il Incino. paese. Però dà due, come dire, dà due indicazioni. Sì. Una sulla strada e una invece di sentiero. Bisogna prendere il sentiero. Quello è per Incino. C'è scritto Anello di Incino. Incino, sì dai. Comunque non è che cambi tanto, noi l'abbiamo un po' allungata, che forse è anche meglio. C'è un po' più lunga ma anche un po' più selvaggia, come ci piace a noi. Non so se si vede. Per una casa disabitata, mangiata dalla vegetazione. Eh sì, guarda le scale in roccia così. Si saliva. Eh sì. Diventa che pericolante, non ci avviciniamo troppo, non ci avviciniamo troppo. Ecco qui, stiamo rientrando sul percorso originale. Noi siamo arrivati da sopra e si doveva arrivare da qui a sinistra, invece noi siamo andati un po' sopra, dopo siamo riscesi, ma niente di che, insomma.
anzi sinceramente è un po' meglio perché abbiamo visto un po' di cose diverse dal solito. E di terrazzamenti molto belli. Esatto. Ok, Quindi adesso dovremo andare in centro. Ho detto che il paese è abitato da pochi anziani, meno di 10 persone. Eccolo qua il presepio, guarda qua. ah sì, vedi, carino, dai, È un presepio. uno. È il numero 8, quindi ce ne sono almeno. Eh sì, quindi qui siamo in Cino, giusto? Sì, Ecco, da qui non possiamo sbagliarci. Penso che sia un posto turistico abitato da turisti, d'estate. dice che dovrebbe essere abitato da pochi anziani. Qui una freccia che tira verso su, che tira per la mulettiera su. Non so se... E qui è la chiesa, giusto? Cioè, Eccola lì. sì. Abbiamo saltato qualcuno. Ecco qui il lavatoio. Forse questa deve essere la chiesa. Eh sì. E questa è la chiesa. E qui si vede la diga, eccola qui, e qui si vede la diga. Una volta arrivati al centro del paese siamo scesi giù a sinistra, c'è un'indicazione per Tanisoi e il lavatoio, si prende la strada che poi diventa sentiero Esatto, esatto, per andare giù alla diga del Corlo. da qui si vede il paese sì, e poi si prosegue. Bello il campanile. Sì, carino. E qui si vede, si inizia a vedere il lago. E si inizia a vedere il lago. E un po' più là è la diga. E siamo arrivati alla diga del Corlo. Che si vede maestosa. Bello, eh? E qui dall'altra parte. Allora, cosa ne pensi della diga? Bella. Noi il lago del Corlo l'avevamo già fatto, ma Sì. fino alla diga non eravamo mai arrivati. Mai. Guarda come si riflette nell'acqua.
Sembra che ci sia una doppia montagna. Sì, è vero. Vogliamo dire qualcosa qui della diga, della costruzione che è stata fatta Negli anni 50, no? sì, mi sembra degli anni 50, li avevano promessi monti e mari e quando è stata costruita a quelli Perché ovviamente della hanno società idroelettrica. inondato terreni coltivabili Sì. e una parte del paese. Sì, una parte del paese è stata sommersa, gli avevano promesso di tutto e dopo in realtà una volta finita la diga, ciao, si sa insomma come è successo. Vi hanno fatto 2 case balcollanti che fatalità dopo la fine della diga sono anche crollate. E va bene, È dai. rimasto su al paesino solo la Sì. chiesa alta, quella bassa è stata Esatto, sommersa. proprio così. Metà paese è andato. Comunque è imponente come diga, Sì, ma anche la zona è molto bella. Sì, molto come tipo bella, di montagna, Adesso noi andiamo per la galleria e vediamo dove ci porta. A parte che l'abbiamo già fatta questa parte. E anche, pensa, questa qui tutta scavata a mano, cioè si vedono anche le piccate, guarda, le piccate del demolitore, non so se si vede, tutte col demolitore, un po' di esplosivo. Qui siamo al comune del Corlo, di Val Brenta, e si sale. Allora, stiamo tornando indietro. Allora, stiamo rientrando. Dopo Corlo abbiamo ripreso la Sì. strada che passa sotto Incino. Sì. A un certo punto la strada diventa privata, nel senso Privata, che non ci sì. si può passare con l'auto, al massimo con la bici Sì. oppure a piedi. Sì. E dovremo adesso scendere giù fino a Cismon del Grappa a recuperare la macchina. Ok, ci aggiorniamo giù. Ovviamente C'è si il chiude blocco. dai blocchi Qua e potete diventa... passare solo in bicicletta Sì, o a piedi, perché la strada non è più utilizzata. esatto. Ci scoccia un po' che sia... Guarda che bello qua. Mica tanto bello. Ci Sinceramente casca muoviamoci a qualcosa. passare che, insomma, non è che sia tanto... Sicuro. No, sicuro anche sì, ma una volta ogni tanto cade qualche masso. Eccoci alla fine del percorso, siamo rientrati e vedete alle mie spalle la Sì. chiesa di Nostra Signora di Pedancino, che al momento è chiusa, peccato, perché sennò potevamo visitarla. E niente, avete visto con noi la diga del Corlo, Incino, la bellissima strada del Genio che vale la pena fare. Sì, vera. Almeno quella parte lì è molto bella, e poi anche la discesa ne abbiamo fatto un po' di mulattiera, Sì, l'abbiamo un po' più fuori movimentata. pista, sì, l'abbiamo reso un po' più vivace, insomma. Esatto, dai. l'unica cosa che secondo me magari può essere negativa è il fatto che l'ultimo tratto poi per il ritorno, Sì. per completare l'anello, è su strada, anche se è chiusa la Sì. strada. Comunque ve lo consigliamo, ci Alla vediamo alla prossima. prossima. Ciao a tutti!